Si chiamava Pietro Bernardi, classe 1899. Figlio di contadini della pianura veneta. A casa le giornate scorrevano tra il fieno e il rumore delle zappe. Poi lo presero, lo vestirono da soldato e lo mandarono sul Piave. Il suo primo passo nella trincea fu come attraversare una soglia invisibile. La terra era bagnata, l'argine del fiume a pochi metri, e un odore di fango e cordite gli si infilò nei polmoni. Attorno a lui uomini silenziosi, con gli occhi scavati e le uniformi incrostate di terra. Pietro non aveva mai visto nulla del genere. Il Piave scorreva cupo, gonfio, come se volesse trascinare via tutto. Ogni tanto un colpo di mitraglia arrivava dall'altra sponda, secco come una frustata. Qua si vive a cazzotti col diavolo. La notte portò con sé un silenzio teso. Poi, all'improvviso, le prime granate. Un boato, poi un altro. La linea tremò, le assi della trincea cigolarono. Pietro si schiacciò contro il parapetto, sentendo il cuore battere come un tamburo impazzito. Un ordine ruppe il caos. Allarmi, prepararsi al contrattacco. Si alzarono tutti insieme, come spinti da una molla invisibile. Pietro corse sull'argine, il fucile stretto, il respiro corto. Le schegge fischiavano sopra la testa, colpendo i salici e sollevando zolle di fango. Vide un lampo bianco, poi un pugno di fuoco al fianco. Il mondo girò. Cadde a terra. Il rumore della battaglia si allontanò come un tuono che svanisce. Il Piave gli apparve sfocato, una striscia argentea che tremava sotto il cielo grigio. Non sapeva se sarebbe tornato a casa, ma in quel momento capì una cosa. Al Piave non si cresceva, si diventava grandi a forza.